Anche il Movimento 5 Stelle sembra essere d'accordo soltanto su un aspetto, ovvero il no alle larghe intese. Beh, innanzitutto continuiamo a parlare alle persone, ai cittadini da nord a sud, cerchiamo di dare una prospettiva a questo rinnovato entusiasmo, cerchiamo di raggiungere un risultato importante e poi valuteremo. Agrigento è una terra dalle mille risorse, spesso dimenticata e bistrattata. Il Movimento 5 Stelle cosa cercherà di fare per questa provincia? Guardi, questa provincia come le altre ha bisogno della buona politica. La buona politica, quella con la P maiuscola, è la politica che non coltiva gli interessi delle lobby, dei potentati economici, finanziari, quelli che poi hanno distrutto la ricchezza di quest'isola. Ha bisogno di restituire ai cittadini quello che gli spetta. Adesso ci sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono un'ottima occasione per migliorare le infrastrutture innanzitutto, viarie, ferroviarie, per investire di più, per valorizzare questo territorio, questa bellissima valle in particolare e non solo. Bisogna lavorare molto per migliorare la qualità dei servizi essenziali a partire da quelli sanitari. Vogliamo la politica fuori dalla sanità. Il capitolo è importantissimo, quello della sanità e delle scuole. Presidente, scusate, a Porto Empedocle, a poche decine di chilometri, si disquisisce da anni per la costruzione del rigassificatore. Qual è la vostra posizione? Guardi, rispetto all'emergenza poi in particolare che stiamo attraversando, noi siamo assolutamente per un massiccio investimento nelle fonti rinnovabili. Dobbiamo abbracciare il futuro con determinazione e non indulgere nel passato. Detto questo, mentre siamo assolutamente contrari a nuove trivellazioni dei nostri mari che distruggerebbero gli ecosistemi marini, siamo contrari anche alla prospettiva di un'energia nucleare, adesso è disponibile solo la terza generazione, ma costruire oggi una centrale nucleare significherebbe, come è successo in Finlandia, impegnarsi per 12 anni con costi proibitivi che sono lievitati in Francia anche a 19 miliardi, un buco spaventoso, quindi nulla veramente a portata di mano. Per quanto riguarda i rigassificatori è una soluzione che temporaneamente in via di transizione può essere una soluzione, noi però siamo per soluzioni rigassificatori galleggianti e soprattutto per quanto riguarda la loro collocazione va ovviamente studiata con le comunità territoriali una soluzione, non imposta come vogliono far qui in questa bellissima valle a poca distanza dai templi che sono una meraviglia che tutto il mondo ci invidia. Galleggianti per rivenderli? Assolutamente come soluzione temporanea possiamo valutare anche questo, ma ripeto, la strada maestra è un massiccio investimento nelle rinnovabili. Io sto girando tutto il territorio con tutti i candidati del Movimento 5 Stelle per spiegare che noi la rivoluzione delle fonti rinnovabili e dell'energia pulita l'abbiamo portata in mano. Oltre che il super bonus che ci dà maggiore efficientamento energetico e taglio delle emissioni clima alteranti e quindi taglio delle bollette, dobbiamo realizzare comunità energetiche in modo capillare, dobbiamo diventare tutti autoproduttori di energia pulita, con tagli strutturali fino al 40% della bolletta. Grazie. Grazie.